È in stato di fermo il 38enne egiziano accusato di essere lo scafista che ha guidato il 25 gennaio scorso l'imbarcazione con 287 migranti, provocando la morte per ipotermia di 7 giovani bengalesi. L'indagato, la cui posizione verrà sottoposta al vaglio del GIP di Agrigento, dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio colposo plurimo. Deve rispondere infatti della morte per ipotermia di 7 uomini. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito il fermo, disposto dai PM Gloria Andreoli e Paola Vetro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 7 bengalesi furono costretti a viaggiare in condizioni disumane. 3 vennero trovati morti sul natante dai militari della Guardia di Finanza nell'esatto momento in cui l'imbarcazione fu agganciata. Altri 4 morirono prima di giungere, nonostante i soccorsi, a Lampedusa. Il carico umano, secondo quanto ricorda il procuratore capo Luigi Patronaggio, era partito dalle coste libiche ed era stato affidato ad egiziani. Il 38enne fermato ieri dagli uomini della squadra mobile era già stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.